presente la persona offesa, Karima El Mahroug, che prego di accomodarsi qui. Siamo accordati perché inizio. Buongiorno signora El Mahroug. Senta, io partirei, riprenderei il suo esame ripercorrendo la giornata del 14. Io le do lettura dei tabulati, cioè analizzo i tabulati sotto un duplice versante. Sono agli atti ovviamente dei contatti che lei ha avuto il 14 febbraio 2010, che lei ricorderà aver indicato come la prima volta in cui andò ad Arcore, a casa del dottor Berlusconi, i contatti e le celle radiobase. E poi le chiederò conto degli spostamenti e dei contenuti dei contatti telefonici SMS che lei ha avuto. Questo è il paradigma su cui vorrei muovermi, quindi partirei. Allora, il primo contatto documentato nel procedimento tra la signora El Mahroug Karima e Lele Mora è proprio del 14 febbraio ed è Lele Mora che la chiama, signora El Mahroug, alle ore 15:46. Il telefonino è il 348 8888, quindi 4184, intestato alla LM Production. E la telefonata alle 15:46 dura 89 secondi e perviene sulla sua utenza 348 99 24 484. Alle 16 è lei che chiama Mora, le utenze ovviamente sono le stesse, e c'è una fonia, cioè una conversazione di 60 secondi. Alle 18:27 lei chiama la signora Randazzo Grazia, che ci ha detto conoscere, ce ne ha spiegato anche il rapporto che ha avuto, con una fonia di 222 secondi. Alle 19:57 lei chiama un taxi blu, e da ritenere perché ha bisogno della macchina, evidentemente. Alle 19:58 e 38 secondi di nuovo cambia consorzio e chiama Yellow Tax e c'è una fonia di 69 secondi. Alle 20:05 lei richiama Lele Mora, sempre sul telefonino intestato alla LM Production, con una fonia di 18 secondi. Alle 20:18 e 22 secondi richiama di nuovo lei, Lele Mora, con una fonia di 1 secondo. Poi abbiamo alle 20:29 un primo tentativo di chiamata da parte sua di Caterina Pasquino. Alle 20:30 un altro tentativo di chiamata di Randazzo Grazia. Alle 20:45 lei parla 123 secondi con Randazzo Grazia. È lei che chiama la signora Randazzo. Alle 20:51 e 46 secondi lei chiama un'utenza intestata a Randazzo Melina. Adesso vediamo il percorso delle celle. Questi sono i contatti. Dal percorso delle celle possiamo anche, diciamo così, a distanza di anni, ripercorrere gli spostamenti che lei ha fatto nella giornata del 14 febbraio 2010. Allora, lei dalle ore 4:53 aggancio della mattina, dalle ore 4:53 alle ore 20:36 lei aggancia tutte celle dislocate nella cintura di Milano, a Milano. Dalle ore 20:37 alle ore 20:51 lei aggancia celle installate a Segrate. Dopodiché la sua utenza, mi segua, rimane inutilizzata per 6 ore e 45 minuti fino alle ore 3:38 e 18 secondi del 15 febbraio 2010. Nella giornata del 15 febbraio alle ore 3:38 lei aggancia una cella radiobase, che è la cella di copertura, diciamo, in via Crispi a Milano. Quindi ricapitoliamo le celle della giornata del 14 febbraio. Alle 19:57 47 secondi via Doria, 19:58 via Piccinini, 20:05 piazzale Loreto, 20:27 Viale Monza, 20:27 Viale Monza, poi via Asiago, via del Ricordo, parcheggio ATM Cascina Gobba alle 20:36, alle 20:37 e 15 secondi lei è a Segrate, 20:38 e 49 secondi Segrate, 20:45 e 20 secondi Segrate, 20:51 e 46 secondi Segrate.
Proseguo nella formulazione della domanda analizzando brevemente gli spostamenti di Emilio Fede, direttore allora del TG4. Ripercorriamo anche contestualmente, quindi a questa analisi che ho fatto, poi formulo la domanda che ha come presupposto questi elementi, il tabulato dell'utenza in uso al Emilio Fede, recante numero 335 2201 47, dove si trovava il direttore del TG4 all'epoca dei movimenti della signora El Marughe che abbiamo analizzato. Ebbene, il telefonino del direttore Fede rimane agganciato alla cella di Segrate, dove sono notoriamente gli studi di Rete 4, il 14 febbraio 2010 fino alle ore 20:57. Dalle ore 21:37 fino alle ore 1:36:51 del 15 febbraio 2010 aggancia la cella di copertura di arco. Quindi vi è una piena compatibilità astratta, naturalmente, quantomeno come celle, di movimenti. La domanda: tutti questi contatti con Lele Mora a che cosa erano intesi? Cioè di che cosa parlavate? Perché lei chiama Mora e Mora chiama lei? Il 14 febbraio, il primo giorno che lei va ad arco. Io l'unica cosa che mi ricordo è che sono stata contattata da Lele per fare questa serata, mi è stato detto così, non sapevo neanche dove dovevo andare, pensavo che era sempre una serata per fare immagine o qualcosa di questo tipo, però il ricordarmi adesso con precisione il 14 di febbraio cosa ho fatto e cosa ho detto nelle telefonate con Lele Mora, quello non me lo ricordo. No. Prego, signor Presidente, prego. Okay. No, allora, mi aggancio subito al documento Zorzetto, perché mi viene utile rammostrarglielo adesso. Allora, lei ha detto che è stata presso l'agenzia di Lele Mora. Certo. Si ricorda che cellulare ha dato? Se ha dato un cellulare, anzi, ha lasciato un cellulare? Sì, credo di sì. Era il suo cellulare, signora? Sì. Era il suo. Adesso io le rammostro un documento, scheda di presentazione relativa all'iscrizione presso l'agenzia di Mora. Eccola qua. Gli avvocati lo conoscono. Sì, no, la mostro prima la testa e poi... Sì. Giusto? Sì. Allora, innanzitutto riconosce la sua scrittura? Sì. Lei qua si definisce Ruby Hayek, nome Ruby, cognome Hayek, nubile, data di nascita 1/11/1991, indirizzo via, che c'è scritto qua, Pilineo, numero 45 Milano, e poi c'è un cellulare che lei scrive, appena riconosciuto il documento della sua scrittura, 349 46 16 295, è il suo cellulare? O è un nome falso? Non me lo ricordo, guarda. Però lei su tante le cose non si ricorda, è un cellulare. Non credo che uno si può ricordare quello che ha fatto 2 anni fa o 3 anni fa, soprattutto se faceva diverse cavolate. Allora, ha avuto un cellulare con questo numero? Non me lo ricordo. Perché le faccio rilevare che su questo numero non risultano contatti, cioè noi abbiamo vivo e attivo il cellulare che ho citato prima, con cui lei il 14 febbraio intrattiene contatti con tutte le persone che le ho detto, e poi verrà intercettata e risultano tutti i contatti che lei ha avuto, mentre questo cellulare, che non risulta intestato a lei, non produce traffico telefonico, quindi è ragionevole ritenere che lei abbia dato un cellulare inesistente a Mora, cioè diciamo all'agenzia, via, per correttezza. Lei conviene su questa cosa che io dico o no? Io affermo, anzi. E io non mi ricordo, l'unica cosa che posso sapere è che come avete controllato altri numeri potete controllare anche quello di qui. Quello che le sta dicendo il pubblico ministero, che il controllo è stato fatto e che quel cellulare che non risulta a lei intestato non è attivo, non è mai stato attivo. No, questo non me lo so ricordare. Ecco, ma io vorrei capire questo, visto che lei ha un cellulare attivo che utilizza abitualmente, che è quello che utilizza anche il 14 febbraio, per quale ragione nel momento in cui lei si sarebbe presentata presso un'agenzia per poi svolgere un lavoro e quindi essere contattata ed essere inserita in locali, serate a fare quello che lei
intendeva fare naturalmente, avrebbe lasciato un numero falso. Ma guardi, questo non me lo ricordo, so solamente che il mio numero l'ho dato alla persona che era per me il proprietario dell'agenzia e delle Lemore. Quando ho compilato la scheda ho detto tantissime cavolate in quella scusi, scheda. però io devo capire, lei si presenta in agenzia, compila una scheda, scrive il numero di cellulare, lei in quel momento Mora non lo conosceva, ci ha detto? No, quando sono entrata la prima persona che ho visto è stato Fabrizio, che un ragazzo che apre la porta Benissimo, e sta alla ok. reception. Ho visto E poi lei? Lele, con Lele mi sono fatta 2 discorsi, cosa vuoi fare, cosa non vuoi fare, mi piacerebbe lavorare nel mondo dello spettacolo, bla bla bla. Va bene, poi andare nell'ufficio di là che c'è il ragazzo che compila le schede. Benissimo, e lei ha lascia compilato una scheda e ha dato un numero che non è attivo e che non le risulta intestato. Se lei cercava lavoro, perché non dare il suo, un numero attivo, un questo numero a non- lei intestato? Questo non me lo so ricordare. Voglio dire, se io aspetto di essere chiamata per un lavoro, do un numero a cui so di essere trovata, Probabilmente rintracciata. tra le tante cavolate che ho detto avrò lasciato un'altra cavolata, ma probabilmente perché non avevo neanche la lucidità in quel momento di tutte le cose che facevo. Ma non so ricordarmi di quel periodo il perché ho fatto questa cavolata e non so neanche il numero di chi appartiene. Probabilmente loro dicono non attivo, io non so quel numero di chi è. Scusi, e allora lei come è stata contattata se ha lasciato un numero che non è attivo? Ma in effetti io tutte le volte che mi sono sentita poi con Lele Mora, Sì, su quale numero? sul mio numero, E come lo aveva Lele Mora se lei in agenzia aveva dato quello lì? perché ci siamo scambiati il numero con l'agenzia pure. Mi sono vista e Nel non mi ricordo quante volte io sono stata anche a mangiare a casa del signor Lele Mora. Sì, immagino che sia stata invitata, no? A mangiare, non è che ci si presenta così. No, È stata però invitata. ci sono tantissime persone che lavorano in agenzia, tanti ragazzi anche Sì, che ho aspetti, conosciuto cerchi di seguire un attimo il mio pensiero. Allora, quello che vorrei capire, e solo lei se lo può spiegare, è in che, prima di tutto, questa cosa del perché se cerco lavoro do un numero di cellulare che non è a me intestato e che non risulta attivo. Questo è il primo punto. Visto che se cerco lavoro mi aspetto di ricevere qualche telefonata che mi procuri il lavoro, e questa è la prima parte. La seconda parte è, se lei ha dato 2 numeri diversi, vorrei capire quando ha dato a Lele Mora il suo numero. Guardi, io l'unica cosa che so è che non ricordo il perché ho dato un numero diverso dal mio, non so quante volte sono stata a casa di Lele Mora per mangiare ad un pranzo che a me mi Quando conveniva. ha dato Non a lei- so quando ho dato il mio numero vero a Lele Mora e se forse l'ho dato anche quello stesso giorno. Di queste cose io non mi ricordo, probabilmente già c'è un'interpretazione a questo mio atteggiamento, io non me lo ricordo, non mi ricordo il perché ho fatto questa cosa. Mi spieghi, scusi, io le giuro, è per capire. Vorrei capire la necessità di dare 2 numeri diversi. Ma guardi che se io so spiegare tutti i miei comportamenti da quando avevo 12 anni fino ai 17 io anni le sto non ero chiedendo- neanche qua Non le oggi. sto chiedendo i suoi comportamenti dai 12 anni in poi, le sto chiedendo questo qui in particolare. Ma è stata una vita sballata fino ai 17 anni, quindi non posso dare una spiegazione per dei comportamenti che Va neanche bene. io ritengo normali al giorno d'oggi. Ok, prendiamo atto, prego. Grazie signor Presidente, le faccio rilevare che l'utenza telefonica che lei indica con sua scrittura, o comunque sul documento che lei sottoscrive e che ha riconosciuto, dichiarandosi Ruby Hayek, cioè la 349 46 16295, dal 10 gennaio 2009 al 30 novembre 2010 risulta essere stata intestata a Giannetto Eliana, nata a Messina il 7/1/1987, residente a Messina in via Antares, Ritiro numero 20. Lei la conosce la signora Giannetto Eliana? Giannetto Iliana, se non sbaglio persona, mi sembra che è una persona che avevo conosciuto quando avevo lavorato in un centro estetico da una ragazza che si chiama Esther Fragata, e questa Iliana aveva fatto una prova in quel centro estetico e poi lavorava in un bar che si chiama Bar Cavallino nella piazza principale di Messina,
E quella ragazza, quando l'ho conosciuta nel centro estetico, dato che la signorina Esther Fragata mi aveva tolto il mio cellulare perché comunque vivevo nel suo centro estetico e tutto quanto, la ragazza mi ha procurato una scheda. Ricordo solo questo, che io le avevo chiesto la cortesia di procurarmi una scheda Vodafone per chiamare mia madre, e mi ricordo che la ragazza mi aveva dato una scheda. Lei l'ha usata questa scheda, signora Rubi? Questo non glielo so dire. Perché da un controllo, dall'acquisizione dei tabulati acquisiti, appunto, dall'acquisizione dei tabulati, dall'analisi dei tabulati, la predetta utenza non risulta avere avuto mai alcun contatto con numeri in uso a lei e con nessun altro numero di cui è stato acquisito nel procedimento il tabulato. Questo sta a significare che né lei né le persone con cui lei normalmente si interfaccia e ha contatti abbiano avuto contatti con questa scheda, a dire cioè che da questa scheda non risultano contatti con i suoi familiari e con le persone con cui normalmente lei si interfaccia, cioè è una scheda morta. Quindi io vorrei capire, ma glielo chiedo nel modo migliore, più aperto, perché lei dà proprio il numero che non usa all'agenzia di Mora, mentre ha un numero talmente vivo e attivo che poi Mora la chiama e la contatta su quel numero il 14 febbraio. Perché lei dà un numero inesistente o comunque non utilizzato, meglio, ecco, non utilizzato? Non ricordo. Non ricordo. Soprattutto non ricordo quando sono salita a Milano, se sono salita con un telefono, neanche come mi sono procurata a volte il cellulare, non ricordo niente di quel periodo. Bene, allora direi di andare avanti nella stessa domanda, a cui ancora lei non ha, grazie molto, non ha risposto, cioè a che contenuti e che ragione avevano questi contatti telefonici che lei ha il 14 febbraio, con Mora, la Randazzo e la Pasquino. Allora, la Pasquino perché ci vivevo in casa, con la Grazia perché è una delle persone a cui mi sono più affezionata in Sicilia e comunque mi è stata di aiuto, quindi la sentivo forse più di quanto sentivo mia madre. E con Lele Mora non so ricordarmi il 14 febbraio nelle telefonate cosa mi sono detta, so solamente che sono stata invitata per fare una serata. Poi... E lei va in Viale Monza, dove trova la macchina. Sì. E poi da lì si sposta a Segrate, sì. Corretto? E su questa macchina sale Emilio Fede. Sì. L'Emilio Fede che lei aveva incontrato nel settembre del 2009 al concorso di bellezza, una ragazza per il cinema che lei presiedeva. Che lui presiedeva e vi recate ad Arcore. Senta, lei ha avuto contatti telefonici con le ragazze, le giovani donne che lei ha incontrato presso la casa del dottor Berlusconi nel corso delle serate in cui è intervenuta, cui ha partecipato? Ha avuto poi dei contatti telefonici? Successivamente, dopo una conoscenza, credo di sì, con alcune ragazze mi sono anche sentita telefonicamente. E anche con la signora Minetti? Sì. E il numero della Minetti quando l'ha avuto e chi glielo ha dato? Quando l'ho avuto non glielo so dire, che me l'ha dato sicuramente lei nel contesto delle serate e non so in quale serata esattamente, e poi ci siamo sentite, ma era una cosa abbastanza normale. Sì, ma sto chiedendo. Sto rispondendo. Allora, un attimo solo. Allora, le do lettura, e poi così le pongo la domanda, dei contatti telefonici che lei ha avuto dopo il 14 febbraio con alcune giovani donne, con alcune ragazze, che abbiamo accertato avere frequentato le feste, le cene, gli eventi organizzati presso la casa del dottor Berlusconi. Lei ha avuto contatti dal 23 febbraio 2010 con Nicole Minetti, dal 23 al 9 giugno, poi con Garcia Polanco dal 16 febbraio al 4 giugno, con Miriam Loddo, anzi dico anche i contatti, chiedo scusa, con la Minetti 122, con la Polanco 81, Miriam Loddo 41 contatti dal 2 maggio 2010 al 27 maggio 2010, con Mora 40 contatti per l'appunto dal 14 febbraio 2010 al 7 giugno 2010, Gongalves Ferreira 22 contatti dal 27/4/2010 al 26/5/2010,
Gomez, Lima, Silva, Poliana, 14 contatti, 11/4/2010, 25 maggio 2010. Emilio Fede, 12 contatti, dal 26/4/2010 al 23/5/2010. Barbara Guerra, 11 contatti, dal 6 aprile 2010 al 29/5/2010. Con il cellulare in uso al ragioniere Spinelli abbiamo 7 contatti, dal 26 maggio 2010 all'1/6/2010. Con Fagioli Barbara 6 contatti, dal 28 febbraio 2010 al 30 marzo 2010. Con Mailin Aguirre 5 contatti, dal 25 aprile 2010 al 29 maggio 2010. Con Iris Berardi, che risulta presente, poi lo dirò, il 14 febbraio, 3 contatti, dal 27 febbraio 2010, e non ho la data di fine dei contatti, sì, e quindi diciamo che dal 14 iniziano i contatti con Mora, Polanco, Minetti e Berardi, più le altre. Allora, come mai lei ha ben 122 contatti con la signora Minetti? Dal 23 febbraio al 9 giugno 2010, 122 contatti. Una ragazza che ho conosciuto in una serata in casa del presidente, in effetti non mi ricordavo quando ci siamo scambiati il numero, non mi sembra che ci sia niente di così particolare nel sentirmi con una Non lo sto ragazza. chiedendo a lei. Se la domanda è, come dire, assolutamente, si ricorda come mai tanti contatti? No, sarà per semplice conoscenza, amicizia, futura amicizia, non lo so. Ok. Per questo, 122 contatti. Senta, la signora Minetti conosceva la sua età? No, Cioè lei aveva detto alla signora Minetti di essere, ha detto che aveva detto al dottor Berlusconi e alle persone presenti il 14 febbraio che lei era maggiorenne e aveva 24 anni, mi sbaglio? No, 24 23, anni. sì. Sì, sembra 24. E anche altri testimoni, io lo dico per correttezza e onestà processuale, hanno detto la stessa cosa. Adesso io le domando, alla signora Minetti, lei, visto che ha questi contatti insistenti e reiterati, aveva avuto modo di confidare la sua reale età? no, non credo. Non crede? No o non credo, sono due cose diverse. No, perché io la storia che ho raccontato l'ho raccontata davanti a tutti gli ospiti in Sì. quella cena, quindi Certo, e ha tutti mantenuto sapevano la sempre stessa quella versione. versione. Sì, Ok, anche con la signora Minetti. Ok. Senta, i primi contatti, quindi questa è la risposta, lei mi pare che escluda di avere detto l'età, la minore età alla signora Minetti, è corretto? No, no, senza, scusi, Sì. pazienza, solo per la verbalizzazione, non per riprenderla. Sì. mi dispiace. No, mi scusi lei. Allora, i primi contatti con il ragionier Spinelli iniziano, abbiamo detto, il 26 maggio 2010. Dai tabulati risultano che altre frequentatrici delle cene organizzate presso la residenza del dottor Berlusconi abbiano avuto invece contatti precedenti al 26. E come mai lei prende contatto con Spinelli il 26 maggio 2010? Il 26 neanche me lo ricordavo. Che sarebbe poi il giorno prima del fatidico 27 maggio 2010, che è il giorno in cui lei viene portata in questura. Sicuramente, non sapevo neanche che sarei stata fermata per andare in Certo, questura. Signora, assolutamente. E non ricordo Questa è una, come dire, per fissare la data, visto che il 27 immagino non le sarà rimasto impresso. Quindi il 20, come mai, la domanda è come mai il 26 maggio prende contatto con il ragioniere Spinelli? Questo non lo ricordo. Mi ricordo di aver avuto dei contatti con il signor Spinelli, ma non ne ricordo esattamente quando ho fatto tutte le mie telefonate al signor Spinelli. Benissimo, ma prima del 26 maggio lei aveva ricevuto dei soldi direttamente Sì. dal dottor Berlusconi, che lei ci ha indicato essere delle regalie, cioè degli omaggi, dei pensieri, come dire, Degli dei aiuti. contributi che il dottor Berlusconi le aveva dato, corretto? Dopo il 26 maggio intervengono le erogazioni di Spinelli invece? Dopo Le erogazioni di denaro di Spinelli? l'ho chiamato io insistendo, come detto, non so in quale date, ma quando mi ero trovata in difficoltà ho iniziato a chiamare io il signor Spinelli chiedendo se potevo avere un aiuto, dato che non avevo più contatti con il dottor Berlusconi. Io vorrei capire perché non ha più contatti con il dottor Berlusconi? Perché lui si era incavolato quando ha saputo tutta la verità sulla mia storia, che era diversa da quello che le avevo raccontato io. Quindi quando... Sì, ma la sua prima telefonata al ragioniere Spinelli è precedente al momento in cui il presidente Berlusconi, in seguito al suo accompagnamento in questura, ha preso della sua minore età.
Io la cosa che mi ricordo particolare del signor Spinelli è quella che ho ricevuto da lui dei soldi che credo per fine aprile e primi maggio, poi non ricordo di averlo chiamato esattamente il 26 e per cosa l'ho chiamato il 26. Probabilmente ci sarà anche il contenuto della telefonata, se me lo legge riesco anche a ricordarmi qualcosina in più. Non c'è il contenuto della telefonata, c'è il contatto sul tabulato. Comunque lei sta dicendo che dopo il 27 maggio il dottor Berlusconi non l'ha più voluta vedere perché lei ha detto che lui aveva appreso che lei era minorenne. È così? Sì. Ecco, benissimo. Come vede, Aveva preso tutta la storia della mia vita che era diversa. perfetto. Come vede io l'ascolto e le faccio le domande anche su quello che lei dice. Ma io le domando, perché lei chiama il 26 maggio Spinelli, che è un giorno prima del 27? Il 27 il dottor Berlusconi, secondo la sua versione dei fatti, apprende che lei è minorenne. Quindi il 26 avrebbe potuto chiamare il dottor Berlusconi, personalmente aveva il cellulare e chiedergli un contributo. Io la metto nelle condizioni di dare una risposta, signora, ci rifletta e dia una risposta. È un atto molto Ma aperto non ho tanto sul cosa rispondere, nel senso non ricordo veramente il 26 se ho chiamato Spinelli e cosa mi No, sono quello detto. ve lo posso assicurare io documentalmente, perché ci risulta il tabulato. Cioè lei ha chiamato. E la mia memoria, a differenza delle intercettazioni, a volte può fallire perché non sono uno strumento, non mi posso ricordare esattamente il 26 che io ho chiamato Spinelli. Però lei si ricorda molte cose, per esempio si ricorda di aver detto di avere 24 anni, di avere fatto le annotazioni a fini di ad pompam vel ostentazione, cioè per ostentare, diciamo così, la sua... Pubblico ministero. chiedo scusa, è una citazione latina molto, Sì. molto semplice che ho tradotto subito, cioè per ostentare, vuol dire per ostentare. Già non capisco tanto bene l'italiano. Gliel'ho tradotta. Sta spiegando. Lei si ricorda molte cose precise e gliene do atto, che ha detto di essere maggiorenne la prima sera, una storia diciamo così dolorosa, le bruciature sulla testa derivanti mi pare anche da azioni poco commendevoli e di avere vergato di suo pugno, scritto di suo pugno dei biglietti per ostentare, era quello il senso della citazione, diciamo dei rapporti importanti. Poi io però le domando perché il 26 maggio mi chiama Spinelli e dice non me lo ricordo. No, perché mi ricordo benissimo che io la cavolata della maggiore età e le cavolate che raccontavo le raccontavo non solamente in quella situazione ma in tantissime situazioni e credo che qualsiasi persona o ragazza che finisce per la prima volta in casa del Presidente del Consiglio se lo ricorderebbe a Benissimo, memoria come ho capito il senso, cioè lei avvenimento dice, mi ricordo le particolare. cose più macroscopiche, non dei particolari che non reputo insignificanti. Bene, andiamo avanti. Un attimo che metto un po' di ordine nei miei numerosi appunti. Perfetto. Dalla ricostruzione fatta dall'ufficio inquirente risulta, signora El Marouk, che lei sia stata ad Arcore il 14 febbraio 2010, tra il 20 e il 21 febbraio 2010, tra il 27 e il 28 febbraio 2010, tra il 4 aprile Pasqua e il 5 aprile 2010, tra il 24 e il 25 aprile 2010, il 26 aprile 2010, tra il 1 e il 2 maggio 2010 e il 9 marzo 2010, non so se l'avevo detto. Bene, lei ricorda tutte queste date che le ho detto? Come avevo già detto io mi ricordo 5-6 serate, ricordo il particolare di essere stata una sola volta io a casa del Presidente perché insistevo di parlargli del mio progetto. Quindi questo però al di fuori delle serate, ci ha detto l'altra volta. Sì. Il suo progetto è stato un colloquio Sì. che lei ha chiesto al di fuori delle serate. Qui il professore sta chiedendo se ricorda, le ha menzionato delle date e si ricorda che in quelle date ha partecipato a delle serate a casa del dottor Sì, Berlusconi. mi ricordo 5-6 volte, mi ricordo di aver dormito lì credo 2 weekend, 3 weekend, non so. Bene. Senta, le do i nomi dei partecipanti alle serate per quello che risulta all'ufficio, è sempre un lavoro sulle celle, radio base e sui tabulati, va bene? Quindi è un lavoro in termini di compatibilità, questo lo diamo per scontato, lo dico. 14 febbraio, El Marouk Karima Rubi, Fede Emilio Minetti Nicole Berardi Iris, 20-21 febbraio lei Berardi Iris Minetti Fagioli, 27 e 28 febbraio lei Berardi Iris, Fede Emilio Minetti Fagioli Barizonte Cioffi
Florina Marincea, Trevaini, il 4 aprile e il 5, la notte sempre, lei, Fede, Fagioli, Visan, Ioana, detta Nina, Toti Elisa, Lele Mora, Cioffi, Florina Marincea, Nigro Roberta, Sousa Camilla Fernandez Cuneta Gemma, Molena Cinzia. Il 24 e 25 aprile, Karima, sempre ovviamente, Fede, Minetti, Jespica, la signora Jespica Jaime Aida Maria, Barizzonte Lisney, Ferrera Marianna, Ferrera Manuela, Loddo Miriam, Nigro Roberta, Sorcinelli Alessandra. Il 26 aprile, sempre lei e Cuneta Gemma, ci risulta. La notte tra il 1 e il 2 maggio, Karima, Emilio Fede, Minetti, Visan, Lele Mora, con presenza Fede Mora, Barizzonte Lisney, Loddo Miriam, Ferrera Marianna, Nigro Roberta, Florina Marincea, Sorcinelli Alessandra, Sousa Camilla Fernandez, Amarghioale Ioana Claudia, Ferrera Manuela. Queste sono le serate e queste sono le compartecipanti. Il 9 marzo lei aggancia la cella di Arcore, ma a noi non risultano altre compresenze. Le domando, lei il 9 marzo 2010 ha dormito ad Arcore? A casa del Presidente, naturalmente, non ad Arcore della cittadina. Il 9 marzo non mi ricordo. Cioè lei da sola, signora, senza altre persone, ha mai dormito a casa del Presidente? No. Questa era la domanda. No. Lei questi nomi che io le ho menzionati, li ha avuto modo di incontrarli anche al di fuori delle feste, delle cene di Arcore? Credo di aver incontrato a volte fuori dalle cene Maristel Polanco. E la signora Minetti, per esempio? La signora Minetti, non ricordo esattamente. Non ricordo. Non voglio insistere, però non può fare un piccolo sforzo di ricordarsi. Si ricorda la Polanco, magari vediamo se Perché la Polanco l'ho vista diverse volte, me la ricordo perché sono stata anche a casa sua e ho conosciuto sua figlia. Quello me la ricordo benissimo, bene. Signore, magari adesso si ricorda anche la Minetti se l'ha incontrato. Oppure esclude, potrebbe interessare agli avvocati, ad esempio, un'esclusione. No. Io sto aspettando lei, No, me lo dicevo per... Tutti stiamo aspettando la risposta. Ma ha chiesto anche se di non se lo riflettere. ricorda o se esclude di averla No, ma ha mai chiesto anche incontrata fuori, al di fuori delle cene. No. No, l'ho che incontrata. significa? Non l'ha incontrata. Fuori dalle cene. Scusi? No, non l'ho Non l'ha incontrata. incontrata. Ok. Non l'ha incontrata fuori dalle cene. Allora, le ho letto i nomi delle persone con cui lei ha avuto dei contatti. Fra gli stessi c'è Barbara Guerra, con cui lei ha avuto 11 contatti dal 6 aprile al 28 maggio. Lei la Barbara Guerra la conosce? Sì, l'ho incontrata lì sempre nelle serate a casa del presidente Berlusconi. Quindi Barbara Guerra era presente ad alcune serate del presidente, del dottor Berlusconi, cui lei ha partecipato. Sì. E in quella sede vi siete scambiati il cellulare, Sì. il numero di cellulare. Bene, andiamo avanti. Un attimo che prendo gli appunti dove ho scritto le domande. Bene, Coissesao Michelle, dove e quando l'ha conosciuta? L'ho conosciuta in una traversa di Corso Buenos Aires. Sì? Mi è stata presentata da questo signore che aveva sempre un'agenzia qua a Milano, sempre di ragazze immagini. Si chiama? Si chiama di cognome Bora, ma non mi ricordo il Non nome. Mora, l'abbiamo già detto, ma Bora. Bora. I nomi sono simili, quindi non... B di Bologna, Bora. Molto bene. Non ricordo il suo nome, me l'ha presentata in questo ristorante filetteria. L'ho conosciuta prima di partire per la Sicilia, ancora vivevo con la Caterina Pasquino e le avevo descritto il mio periodo di convivenza con
con la Caterina Pasquino che stava andando male e lei mi aveva proposto che potevo vivere con lei pagando metà dell'affitto, che doveva essere 500 euro, poi ci siamo accordati che al ritorno mio dalla Sicilia Sì, sarei andata a vivere a casa sua. benissimo. Che lavoro faceva la signora Concesao? All'inizio non lo sapevo, non lo so. Lei l'ha scoperto, l'ha saputo, anzi meglio. Sì, Che lavoro faceva? da quello che ho capito faceva la prostituta. Ecco, però, sempre in un'ottica di rispetto e di garanzia, l'ha capito dopo leggendo i giornali o l'ha capito allora che faceva la prostituta? No, l'ho capito quando già vivevo con lei. Ah, benissimo. Da che cosa l'ha capito, signora Rubi? L'ho capito dal fatto che lei, quando aveva subito un aborto, era rimasta incinta e praticamente c'era questo signore che non voleva riconoscere il bambino e lei era incavolata per questa situazione. Non so usare un altro termine, Sì, scusate. era rattristata, era nervosa, sì, prego. E praticamente voleva abortire, solamente che quando ha abortito mi aveva detto che c'aveva questi signori con i quali lavorava che erano dei clienti e che non voleva perderli come clienti e mi ha proposto a me pure di fare... Prostituzione. Sì, E lei ha rifiutato. È certo. corretto, signora? Sì. Bene, le faccio una domanda secca e semplice. Con il Sesao Michel sapeva la sua effettiva età allora, cioè che lei era minorenne o no? Sì, Sì, molto bene, quindi mi solleva da darle lettura della telefonata al 113 da cui si risulta che Coinsesao sapesse. E lei glielo ha detto quindi alla signora Coinsesao che era minorenne? sì, l'ha saputo pure lei in No, questo. ecco appunto, e questo è il punto. Allora, facciamo così. Quando ha saputo che lei era minorenne Coinsesao? Cioè lei quando va a vivere da Coinsesao le dice che è maggiorenne o minorenne? Guardi, per le diverse versioni che ho dato non saprei dire Non se lo neanche ricordo. quando gliel'ho detto alla consenza. Ho capito. Non se lo ricordo, signora, perché quando, allora non mi solleva da questo incombente, perché quando la signora Coinsesao telefona alla questura di Milano il 27 maggio per informarsi sulla sua condizione e sulla sua, chiamiamola così, dislocazione, cioè dove lei si trova, dice è una persona piccola di età, l'operatrice dice che ce l'hai ancora, che c'ha ancora 17 anni. Quindi la Coinsesao, chiamando la questura prima di arrivare, prima di entrare, dice che lei Rubi ha 17 anni. Io le domando, è sicura di non avere detto da subito o nel corso della sua coabitazione con la Coinsesao che lei effettivamente era minorenne? Guardi, io non mi ricordo, ci sono state diverse discussioni con la Caterina Pasquino, oppure lei conosceva la Caterina Pasquino, possono essersele dette loro due, come posso averglielo detto io, ma non mi Ma ricordo. perché lei l'ha questo. detto alla Caterina Pasquino? Sì, la Caterina Pasquino lo sapeva la meta. Benissimo, era perfetto. Allora, lei disse alla Coinsesao che frequentava Arcore, cioè, diciamo che si recava a delle cene a casa del dottor Berlusconi? Sì, mi sembra di sì. Mi sembra di sì. Abbiamo acquisito il verbale della Coinsesao agli atti ed è il verbale di deposizione reso dalla signora Coinsesao nel procedimento connesso a carico di Silvio Berlusconi. A un certo punto il presidente di quel collegio, è un atto versato in questo fascicolo, e le do lettura di uno stralcio della deposizione della Coinsesao, dice no, un momento, ci può aiutare, come mai l'ha registrata con la... e le chiede perché ha annotato nell'agenda il suo nome con un certo aggettivo, ma questo glielo domanderò dopo. Anzi, glielo dico subito, perché dice ha registrato Rubi con la dicitura nell'agenda Rubi Troia? Questo è quello che ha scritto la Coinsesao. Perché Rubi, perfetto signora, perfetto, mi aveva detto quello che faceva, cioè lei mi ha detto che lavorava, che lavoro faceva e la Coinsesao risponde la escort. Quindi secondo la Coinsesao lei avrebbe detto alla Coinsesao che faceva la prostituta. Lei ha detto questa cosa alla Coinsesao? No, Quindi sarebbe diciamo un'invenzione questa della Coinsesao. sicuramente. Ma lei, siccome ha detto che si vantava, no? E che era abituata a vantarsi, tant'è vero che parlando anche con la signora Iriarte Osorio, pur di averla una sera a dormire a casa sua, avrebbe finto di essere una prostituta disponibile a prostituirsi a Portofino, Santa Margherita Ligure, con pregressa esperienza a Dubai.
non è che ha detto la stessa millanteria anche alla Conisesao, cioè No. che lei faceva la escort per millantare. No, nel caso A lei non della glielo- Michelle non avevo bisogno di compagnia, anche perché già vivevo con lei. Comunque in quel periodo una disponibilità economica per me ce l'avevo, non me lantavo niente con lei, credo di non avergli detto mai quelle cose. Perfetto, ma allora io le Anche domando, perché era lei che si era proposta ad aiutarmi ad cioè andare era a lei la vivere. prostituta, dice? No, di propormi ad andare a vivere a casa sua, di condividere la casa e tutto, quindi era lei che si era proposta a darmi compagnia e ad aiutarmi anche, non avevo bisogno di dipingere un quadro della mia vita per essere Comunque, accolta da lei. il punto è che lei non ha mai detto a Conisesao che faceva la prostituta. Mai detto. Perfetto. Nei cellulari sequestrati alla signora Conisesao abbiamo trovato la sua agenda e il 27 aprile del 2010 lei annota il suo numero scrivendo Ruby con 2B Troia. Per quale ragione, se le risulta, se può darci una spiegazione al tribunale, la signora Conisesao annota il suo nome con questo aggettivo non proprio piacevole, diciamo? Perché ci scrive Ruby Troia? Lei lo sa? Bisogna chiederlo a lei, io non posso Immaginavo che dare lei non una avrebbe risposta. risposto così, ma non riesce nemmeno a Ma sviluppare. sicuramente perché c'è stata una discussione tra noi due. No, in però effetti- ecco appunto, signora, il 27 aprile, siamo molto prima della discussione. Ah. Lei, ci ho tenuto per correttezza a farglielo rilevare, lei la discussione ce l'ha a giugno Sì. del 2010 dove andate alle mani e lei dice che la Conisesao le si avventa con un guizzaglio e o con un mocio la colpisce. Qui siamo al 27 aprile, molto prima la signora Conisesao annota il suo numero sull'agenda con Ruby Troia. Capisce il perché? No, Bene. non le ho mai controllato il telefono, non sapevo che mi aveva registrato così. Mi sembra anche strano dato che vivevamo No, insieme. questo è un dato documentale, eh? Sì, sì, Ah, ecco, ho sicuramente. capito. Cioè, le sembra strano che l'abbia fatto, vorrei dire, ho capito. Signora, lei il 1 maggio 2010 è stata scippata, se lo ricorda, in corso Buenos Aires. Il? 1 maggio 2010. Sì. Se lo ricorda? Sì, sì. No, le dico sempre di rispondere con la voce, se no... Sì. Se non viene registrato, solo per questo. Lei aveva dei soldi con sé quel giorno? Sì, Quanto? anche quello non me lo ricordo, non so se è 5 6. Noi abbiamo acquisito la 5.000. denuncia, lei dichiara 7.000 euro. Se lo ricorda adesso? Credo 5 6 mila. Non... No, scusi, io gli dico 7. Saranno 7, se lo ricorda lei Cioè, ce l'avrà scritto. aveva Io non posso denunciato, ricordarmelo. aveva denunciato 7.000 euro all'epoca, adesso ricorda 5-6 mila? Ma no, io posso ricordarmi quello che la mia memoria mi fa ricordare, lui c'ha tutto scritto e se lo può ricordare meglio di me, quindi se dice 7 sono 7. Prima di tutto cambi tono, assolutamente. No, scusami, al No, microfono. mi stia a sentire e non mi interrompa. Lui c'ha tutto scritto, non è un modo di rivolgersi né al pubblico ministero né davanti al tribunale, ok? Il pubblico ministero lo sta, come dire, ricordando sulla base di elementi che risultano dagli atti delle circostanze, pregando di spiegarle, ok? Allora, lei all'epoca aveva sporto una denuncia di furto in cui diceva che nel furto le erano stati sottratti, era stata sottratta la somma di 7.000 euro. La domanda che adesso rivolge il pubblico ministero e il tribunale è: ricorda ora quanti soldi aveva? Lei prima ha detto 5-6 mila, è così? Ricorda questo adesso? Io non ho risposto con un tono ineducato, ho risposto per quello che sa la mia memoria e quindi credo che è inutile continuare a puntualizzare la somma quant'era se io non me lo ricordo allora precisamente. Ci sta dicendo adesso, siccome prima aveva fatto lei e nessun altro riferimento a una somma diversa, 5-6 mila, devo intendere, e mi dica lei se è così, che in questo momento lei non ricorda quanti soldi avesse. È così? È così. Va bene, ok. Bene, comunque le do atto che dal verbale d'arresto dell'autore dello scippo risulta dalla sua denuncia che lei aveva dichiarato che quel giorno aveva 7.000 euro in contanti, si qualifica sempre Ruby Hayek, e il signore arrestato, la persona arrestata, deteneva in contanti 5.500 euro che le sono stati restituiti, credo. Nell'occasione lei aveva fornito le stesse false generalità che aveva fornito al concorso di bellezza del settembre 2009, del concorso di cinema di bellezza.
in sede di denuncia lei dichiara, di denuncia di questo scippo, che dalla somma recuperata da un carabiniere che arresta in flagranza l'autore del furto mancavano 1.500 euro, perché la somma intera che lei possedeva quel giorno era di 7.000 euro. La domanda: questi 7.000 euro, che sono una bella cifra, O anche meno. partiamo anche dai 5.500 che le sono stati restituiti. Quelli recuperati, anche se lei in denuncia dice 7.000, da dove venivano? Chi gliel'aveva dati? Andavo in delle serate dal presidente, durante le serate mi dava delle buste, a volte contenenti 2.000, a volte 3.000, e quindi io non è che li spendevo tutti, avevo dei soldi anche messi da parte. E se li portava dietro nella borsa? 7.000 euro, sì, o anche 5.500? Abitando con delle ragazze, non avendo un conto corrente, non avendo una cassaforte, non mi fido delle persone con cui convivo, quindi sì, mi portavo i miei risparmi nella borsa sempre. Ok. Bene. Senta, lei nell'agenda della signora Coinsesao abbiamo trovato una serie di elementi, chiamiamola così in maniera neutra, ovvero dei nomi, dei numeri di telefono con degli aggettivi: cliente Torino, Fiorin da Troia, Flavio cliente, cliente amico Sandro, clienti The Club, cliente Maluco, Milena Troia, cliente G, Sonia amica Troia, Stefano cliente, Guido avvocato, Natalia Troia Brasil, Paolo Gordo cliente, Troia Luca, Solange Brasil puttana, Ruby Troia, Laura amica puttana e così via. Ce ne sono tantissimi, e anche una serie di SMS in memoria che sembrano fare riferimento a un'attività di prostituzione. Allora, questa agenda ha queste connotazioni materiali, diciamo così. Io le domando: la signora Michelle Coinsesao, durante la sua coabitazione con lei, ha mai portato clienti a casa? Sono venuti a volte dei uomini. Il primo che ho conosciuto mi è stato presentato come fidanzato, credo, ma è quello con cui lei poi ha avuto una discussione. Poi sono venuti altri 2 uomini e poi avevamo orari diversi io e la signora Coinsesao, perché uscivo a volte io anche la sera che andavo in discoteca, e lei aveva altri orari che usciva la mattina, la sera, non aveva degli orari precisi, e quindi non... Quindi comunque riceveva uomini a casa per il lavoro di prostituta, è la domanda. Le risulta Quelli che ho questo? visto io di uomini diversi erano 3, quelli che mi ricordo. Lei ha detto che le risulta che facesse la prostituta, riceveva 3 uomini, il sillogismo lo deve sviluppare Per il lei. semplice motivo che comunque mi aveva descritto pure lei un'altra storia di vita, solamente che determinate cose non risultavano, perché comunque non vedevo degli orari di lavoro normali da bar come mi aveva detto, usciva tutte le ore, ho visto 3 uomini diversi, ho visto davanti a me anche che ha voluto abortire, quindi... Ne ha tratto. Poi mi ha detto anche la proposta, quella lì dopo l'aborto, e ho avuto Senta, la ma conferma. questi uomini che venivano a casa rimanevano lì sul divano a chiacchierare, bere il tè, eccetera, con i pasticcini, oppure si appartavano con la signora Coinsesao? Quando arrivavano a casa, questi 3 uomini, rimanevano lì sul divano, oppure si appartavano? Immagino che avesse 2 camere da letto separate, no? No, avevamo una camera sola e c'era, sembra un salotto con una E cucina. quando arrivavano questi uomini dove andavano con la signora A Coinsesao? parte che appena entravano io subito uscivo di casa, quindi... Ah, quindi lei andava via praticamente subito, ok. Senta, lei ha detto, lei alla Pasquino ha raccontato che andava a casa del dottor Berlusconi per partecipare alle cene, e lo ha detto anche alla Coinsesao, Sì, corretto? Lei Villa Giuseppe lo conosce? sì, L'ha detto anche a Villa Giuseppe? credo di sì, non mi Credo ricordo. di sì. Ma questi signori, ripeto, Pasquino, Villa e Coinsesao, anzi Pasquino e Villa, lei che cosa ha detto in riferimento alle serate di Arcore?
Che cosa ha raccontato loro? Lasci stare se è vero o no per adesso, mi dica che cosa gli ha raccontato allora. Posso essermi vantata di andare a casa del presidente, che ho visto dei personaggi del mondo dello spettacolo. Però mi perdoni, non la voglio interrompere, per la chiarezza di tutti. Più che fare un'ipotesi, lei si ricorda cosa le ha detto, cioè proprio mnemonicamente, lei ricorda? Posso fare un'ipotesi per il semplice motivo che io raccontavo a tantissime persone che andavo a casa del presidente Berlusconi, perché era una cosa per me strana andare in casa del Presidente del Consiglio, quindi la raccontavo fra un po' anche ai tassisti. No, l'ho raccontato anche al taxista, adesso ci arrivo. Lo so, però, signor Matascello Pasquale, non è questa la questione, però io vorrei chiarirle che non ho un tono polemico, però la invitavo a ricordare che cosa ha detto. Poi mi dice se quello che ha detto è vero o non è vero. Prima i contenuti di quello che ha detto a Pasquino e a Villa. Posso aver detto di essere stata alla Caterina Pasquino? Sicuramente mi ricordo di avergli detto, sono stata a casa del Presidente la prima sera che lei non ci credeva, gli avevo fatto vedere i 3.000 euro che mi aveva dato la prima sera, poi ci ha creduto, anche perché ero passata da Nico, io quella sera poi stavo male, poi non ricordo quello che gli raccontavo poi delle serate successive. Ecco, signora. Mi ricordo che al massimo se ci regalava durante le serate qualche cosa di bigiotteria o qualche libro così, tornavo a casa e vedeva le cose che ci dava in omaggio. Benissimo, lei ha già detto, ha escluso di avere avuto rapporti sessuali con il dottor Berlusconi. Per la verità lo aveva escluso anche parlando con i pubblici ministeri. Ma lei si è vantata con la Pasquino di avere avuto rapporti con Silvio Berlusconi, evidentemente alla luce di quello che lei ha detto alla precedente udienza, mentendo. Ha detto di aver avuto rapporti sessuali con Silvio Berlusconi? No. No, perché invece la Pasquino, sia pur dicendo che lei sorrideva, aveva un atteggiamento anche scherzoso, ha riferito che lei le avrebbe detto di avere intrattenuto contatti intimi con il dottor Berlusconi. No. Quindi lei non lo ha detto neppure vantandosi. Come vede la domanda era molto aperta. Allora? La domanda può essere aperta, ma non credo di aver mai detto questa cosa alla Pasquino. Aperta vuol dire molto corretta, signora. Sì. Ci tengo a precisarlo, ecco. Ma anche rigorosa, per come si conviene. Bene, quindi non lo ricordo. Cioè esclude di avere detto questa cosa alla Pasquino. Sì. E anche a Villa? Sì. Esclude di essersi inventata di aver avuto rapporti sessuali con Silvio Berlusconi dicendolo a Villa e a Pasquino. È questa la sintesi. Bene. Con quali altre persone, signora, lei ha avuto modo di raccontare della sua frequentazione con il dottor Berlusconi? Frequentazione nei termini che lei ha descritto. Atteniamoci a quello che lei dice. Del fatto che andava alla Che via andava alle alla cene, cena, esatto. eccetera. A parte gli sconosciuti per la strada, ma le persone che si ricorda, chi sono? Con chi ne ha parlato? Pasquino, o l'aiuto io perché l'ha detto. Con Insessao, Pasquino e Villa, ci siamo? Ha menzionato il taxista che si chiama Matascello Pasquale, poi con chi altro ha parlato? Posso averlo detto alla Grazia Randazzo, Grazie Randazzo, benissimo. al suo figlio, Pennuto Sergio, Sergio Corsaro. sì, si chiama Pennuto, ma insomma Sergio Corsaro. Venuto. E di averlo detto ad altre persone, ma non ricordo. Lei conosce Caroppo Stefano, Samarati Massimo, Carrozzo Floriano? Massimo, sì, perché credo che era il proprietario del ristorante Maschinada. Benissimo. E Stefano Caroppo, non me lo ricordo. Qual era l'altro nome? Carrozzo Floriano, che è un carabiniere. Sì, Se lo ricorda il carabiniere? Bene. Allora, dove li ha conosciuti e che cosa gli ha detto in riferimento alle serate ad Arco? Questo per capire se lei diceva il falso, raccontava il vero alle persone con cui si interfacciava. Le chiarisco la pertinenza della domanda, soprattutto al tribunale. No, è molto Era chiaro il chiaro, tribunale, grazie. Prego. Massimo Samarati l'ho conosciuto all'inizio, quando sono stata al Maschinada. Sì. Floriano, che so che faceva il carabiniere, ma l'ho conosciuto, ma era un ragazzo che ho conosciuto in qualche locale ed era anche un ragazzo abbastanza simpatico, con cui sono uscita una volta a bere una bevanda, siamo usciti a volte, abbiamo chiacchierato, ma non ricordo neanche se gli ho parlato mai delle mie serate dal presidente Berlusconi.
E Stefano Caroppo non me lo ricordo neanche lui come persona, però parlavo in quel periodo con tante persone. Appena conoscevo una persona cercavo di legare un rapporto d'amicizia. Non so cosa ho raccontato Non se lo ricorda cosa alla ha gente. raccontato. Lei aveva disponibilità di denaro nel momento in cui incontrava quelle persone? Di Samarati non credo, perché l'ho conosciuto prima del periodo delle serate. Perfetto. So solamente che da quando ho avuto la prima serata a casa del presidente Berlusconi, lui comunque mi aveva aiutato con dei soldi, avevo un po' di disponibilità economica e quindi Lei non so le persone che mi dice se le ho conosciute prima o dopo. la evidenziava questa disponibilità, la ostentava o la dichiarava? Cioè diceva da dove venivano i soldi? Beh, per me che mi dava una busta di 3.000 euro, di 2.000 euro che non avevo mai visto in vita mia ed erano in banconote da 500 euro, se pagavo quella banconota da Pagava 500. cosa, scusi? Una cena, una cosa pagava? Una cena, il fare la spesa, il perfetto. comprarti un vestito. Benissimo. Lei ha dormito Usavo a casa quello- di Samarati? Sì, Sì, ha dormito a casa Sì. di Samarati. Sì. E lei conosceva anche Samarati, viveva con una persona, un altro uomo, diciamo, un amico intendo. viveva con 4 persone mi sembra. Sì, e tra questi c'era quattro maschi, erano? Sì, erano i 2 cuochi mi sembra. No, viveva, Viveva. viveva con Viveva nel nella ristorante. casa, Ok, sì. Questo mi era sfuggito. Sì. Ecco, lei le è capitato di avere Perché avevano bisogno di alloggio e mi aveva spiegato che li ospitava in casa sua come quando io gli avevo chiesto ospitalità, ma ospitato sul divano. Benissimo. Le è capitato di intrattenere legittimamente, voglio dire, nella sua libertà, rapporti intimi, non a pagamento, privati, con qualcuno a casa di Samarati? No, No, No. assolutamente. Tantomeno con un suo Assolutamente coinquilino, un suo amico? no. No, assolutamente. Bene. Anzi, c'è stata un'intervista di un coinquilino di Samarati che diceva di aver avuto rapporti con me, ma non li ho avuti con nessuno. Io non mi riferivo alle interviste, non mi ci riferisco mai, mi riferivo alle dichiarazioni testimoniali. Bene, senta signora, Posso chiedere cortesemente? chiedo al Presidente, chiedi Dominus. Posso chiedere una pausa per andare in bagno? Sì, certo, assolutamente. Pausa, sì, grazie. Pausa. Scusami. Ci pensa lei, avvocato Boccardi, a accompagnare la sua assistita? Prego, si accomodi. Continui, pubblico ministero, prego. Grazie signor Presidente. Allora, riprendiamo il nostro esame. Benissimo. Adesso arriviamo, grazie, alla perquisizione eseguita presso l'abitazione dove lei viveva il 14 gennaio del 2011. Innanzitutto le domando, alla data del 14 gennaio 2011 lei aveva un avvocato? 14 gennaio 2011. Cos'è? Avevo già la Paola Boccardi come O avvocato. l'avvocato di Noia? Si ricordi bene? Lei l'altra volta ci ha detto che le era stato indicato l'avvocato di Noia a un certo punto perché c'era un problema di incompatibilità rispetto al difensore di Lele Mora. Sì. Ok? Ecco, e allora la domanda è, si ricorda alla data del 14 gennaio 2011 qual era il suo difensore? Faccio un po' di confusione, credo. Il 14 gennaio 2011 è la data delle perquisizioni, no? Quindi Sì, signor è un Presidente. momento storico Sì. che dovrebbe, come dire, in qualche modo, questo per aiutarla a ricordare, aiutarla a collocare. Credo già la Paola Boccardi. Poi, Le faccio- forse di... Può ripetere, non l'ho Ha sentita. detto Boccardi. Avvocato Boccardi. Proprio non ho sentito, se può ripetere. Pensavo alla Paola Boccardi, ma forse di Noia, scusami. No, dalle nomine risulterebbe l'avvocato di Noia, quindi è un dato documentale che comunque il Sì. Tribunale può controllare. Noi come ufficio requirente affermiamo che lei a quella data era patrocinata, assistita dall'avvocato di Noia. Le faccio vedere un documento acquisito perché è una cosa pertinente al reato, che è l'appunto sequestrato il 14 gennaio 2011 a casa sua. Ve lo posso mostrare, signor Presidente? Certo, È è quello in che atti, ci sono dei commenti. è in atti il pubblico ministero, io lo presente.
Sì, grazie. In parte ha già risposto, devo essere onesto. Sì, sì. Vado però a specificare meglio Certo. le cose. 4 milioni e mezzo da Silvio Berlusconi che ricevo fra 2 mesi. Poi tra le altre annotazioni c'è 20.000 da Luca Risso, cuoricini disegnati, 70.000 conservati da Di Noia, 170.000 conservati da Spinelli. Allora, questo non le era stato chiesto. No. Esatto. A cosa si riferisce complessivamente questa annotazione, signora, conservata a casa sua? Come avevo già detto, è un foglio che io avevo scritto a casa mia, anche perché a volte capitavano delle amiche da me in casa e potevano vederlo, anche perché era una forma di vanto, solamente per dire guarda prendo questo e quest'altro. Sì, la scorsa volta lei aveva precisato che questa cosa si riferiva ai soldi che presuntamente si diceva che lei si vantava di dover avere dal Presidente. Qui però riguarda l'annotazione anche due elementi un po' diversi, su quello la precisazione, e cioè un'annotazione di una somma di denaro conservata dal suo difensore e di un'altra somma di denaro conservata dal ragionier Spinelli. Di queste, cioè questi due elementi, tralasciando soldi che lei ci ha già detto non ha mai avuto, era un mero vanto, eccetera, eccetera, queste due annotazioni, a cosa ci spiega un attimo? Sì, avevo scritto che ricevevo dei soldi dal presidente Berlusconi, avevo scritto che c'era il progetto di fare un libro già fatto, perché dicevo anche di averlo già scritto, e mi vantavo di aver fatto dei concorsi di bellezza e di conseguenza di aver fatto delle pubblicità, e c'erano anche gli unici due nomi che in quel momento probabilmente conoscevo. Ho messo Di Noia perché era un nome giusto al posto di metterne uno inventato che non aveva senso, ho messo Spinelli, e anche quelli erano dei soldi che dicevo guarda, oltre a questi 4 milioni e mezzo ricevo anche questo e questo e questo, cioè non solo i 4 milioni e mezzo, cioè ecco, bene, gonfiavo nel banco. È un falso concettuale, diremmo ideologico, tra virgolette, nel senso che lei scrive delle cose non vere, sempre allo scopo di ostentarla ai terzi. Sì. Mi accodo a una domanda ovviamente che viene a tutti naturale, dice vabbè, ma perché Di Noia? Lei dice perché era un nome che ho messo lì in mezzo così. Bene, però io le faccio questa domanda, signora. Lei ha detto sempre di non aver avuto rapporti sessuali con Silvio Berlusconi. L'annotazione e la ricezione di soldi non necessariamente va di pari passo con la prova dei rapporti sessuali. Io le domando, lei ha avuto una trattativa con Berlusconi o con altri per ricevere dei soldi a titolo di risarcimento, a titolo privato, per qualsiasi ragione? Cioè che non, voglio dire, che prescindono dal discorso rapporto sessuale. Scusi, signor Presidente. Prescindono completamente dal discorso rapporto sessuale. Sì, una richiesta di soldi per il centro estetico che L'aveva già detto, signora. E questo ce ne aveva parlato l'altra volta. Oltre quelli, no, Cioè io le volevo chiedere se questa era di mia fantasia. era di sua fantasia, l'ha detto lei, e mi permetta forse di non crederle, però poi vedremo, insomma, io le domandavo se invece poteva essere una trattativa privata tra voi, poi da valutare, da analizzare, ma questo è un lavoro che non le compete, che stava su un piano diverso dal corrispettivo degli atti sessuali. Non so se ha capito la domanda, l'ha capita? Sì, l'ho cioè se capita era un la domanda. risarcimento, una cosa, no, No, è era di mia puramente fantasia, inventata. sicuramente se Va c'era bene. qualsiasi cosa non era scritta su un'agenda, né Quindi anche tantomeno Di uno Noia si serviva scrive. per vantarsi, dice guarda che c'è Di Noia. Ma non credo che una persona si scriva 4 milioni e mezzo per ricordarsi No, che però se ecco, dovesse ricevere 4 milioni non e voglio mezzo. insistere perché Me siamo lo ricorderei in esame se nel dovessi perimetro ricevere del 4 milioni e 507, mezzo. però ecco, rilevo che qui c'è, voglio dire, 12.000 euro campagna intima, 12.000 euro campagna, anche questo era un vanto, la campagna è tutto un vanto. Non le ho fatte. Ah, quelle le ha fatte, quindi lei mescola. No, non le ho fatte. Ah, non le ha fatte, io scuso, anche che. Quindi 70.000 conservati da Di Noia era un vanto. Sì. Il povero Di Noia non ne sapeva niente. Benissimo. E anche i 170.000 conservati da Spinelli. Perfetto. Ha risposto.
Le risulta che talune delle partecipanti agli eventi, alle scene che lei ha conosciuto a casa del dottor Berlusconi disponessero di case in via Olgettina numero 65 a Milano? Sì, sapevo che le ragazze avevano queste case. Sapeva che le ragazze avevano queste case. Chi gliel'ha detto, dove l'ha saputo, quando l'ha saputo? Abitavano tutte nella stessa zona e parlavano di queste case che le avevano ricevute sempre tramite il dottor Berlusconi e che abitavano lì. Lo dicevano le ragazze? Sì. Che le avevano ricevute tramite il dottor Berlusconi. Ora non ricordo quali ragazze. Non ricordo quali ragazze, benissimo, sì, ma per la verità non gliel'avevo nemmeno chiesto, comunque gliel'avrei chiesto sinceramente. Senta, e le ricorda se la signora Nicole Minetti aveva qualche ruolo in queste case, c'entrava qualcosa in queste case, se abitava anche lei lì? Mi sembra che aveva anche lei una casa lì. Anche lei. E le risulta solo questo o altro rispetto a queste case in riferimento alla signora Minetti? No, mi risulta che aveva lei la casa lì e abitava con altre ragazze in quella zona, ma non so altro. Bene. Senta, lei ha detto che Lele Mora sapeva che lei era minorenne. Era maggiorenne, scusi, È corretto? Sì. Non c'è stato un momento successivo all'attimo, diciamo, alla circostanza in cui lei ha riferito l'età falsa a Mora, in cui Mora abbia saputo la sua vera età? Io non mi ricordo, se può rifarmi la domanda voi. Se il signor Mora, prima del 27 maggio, comunque avesse saputo che lei era minorenne. Cioè prima del momento in cui lei è stata accompagnata Esatto. in questura. Sì, l'ho capito adesso. Se prima di quel momento Dario Mora avesse saputo che lei era minorenne. No, non mi ricordo. Io l'unica cosa che mi ricordo è che dopo ne avevamo parlato, non per caso si era attivato lui per la storia del mio affido, che forse Dopo. era per lui o per sua Si figlia. concentri però, perché magari non sono stato chiaro io e non la voglio, come dire, indurre in errore involontariamente. Io le ho domandato se Mora, diciamo nel corso del periodo nel periodo in cui lei frequentava Arcore, aveva saputo che lei era minorenne. No, No, lo esclude. lo scuso. È sicura di questo? Sì, Allora, prima di fare eventuali contestazioni, io le voglio domandare questo. Ma Fede o Mora? Anzi, Fede sapeva che lei era minorenne, l'ha detto lei che ha presieduto la prima volta che l'ho conosciuto avevo fatto il concorso di bellezza. Benissimo. Le domando, lei ha avuto la percezione, non la sensazione, la percezione, cioè se ha degli elementi concreti per affermare che Mora e Fede abbiano volontariamente taciuto al dottor Berlusconi la sua minore età per immetterla nel circuito delle serate nell'inconsapevolezza di Berlusconi? No, questo Parliamo non- di elementi concreti, non Esattamente. di idee o supposizioni. Parliamo di elementi concreti. No, No. Cioè lei non ha nessun elemento su questa, neanche ipotesi, su questa domanda, no, non ha nessun elemento. non mi sono mai fatta queste congetture. Bene. Allora, lei ha descritto, l'altra volta ha detto che ha partecipato a queste serate ad Arcore dove c'era questo bunga bunga, che era una barzelletta. E poi ha detto che in questo bunga bunga le ragazze facevano delle danze che non c'erano assolutamente nella saletta, al piano sottostante e via dicendo, che non c'erano assolutamente scene sessuali di nessun genere, ma che al più c'era un burlesque con travestimenti delle ragazze in figure, cioè come dire, sì, figure o Non ho personaggi detto noti. che c'era un burlesque. Vabbè, Ha insomma, parlato i di travestimenti, diciamo. ha parlato di travestimenti di vario tipo, le ha descritti alcuni, ok. E questo modo di ballare un po', come dire, ammiccante, provocante, ma nessun contatto fisico. Questo è quello che aveva detto lei. È giusto? Giusto. Bene. Ecco, lei invece nei verbali resi ai pubblici ministeri aveva detto una cosa diversa, ovvero che il bunga bunga sarebbe stato un contesto, un'attività mutuata, importata, presa a prestito
da Gheddafi, da parte di Berlusconi, in cui le ragazze presenti dovevano fargli provare piaceri corporei. Testuale, Sì. Però riferimento a quale Sì, verbale? quale verbale, grazie pubblico ministero. Allora mi deve solo dare il tempo di cercarlo. Sono andato a memoria, ma ho fatto male. Dovrebbe essere quello del... Qui cerca il supporto, quello del 3 agosto, esatto. Perfetto. Grazie al dottor Forno. Qual è la parte? Ecco, perfetto, grazie. Quella sera Berlusconi, 3 agosto, il primo del 3 agosto, il primo dei due del 3 agosto. Quella sera Berlusconi... Se posso un attimo. Sì. C'è opposizione alla contestazione o alla lettura di questo verbale, perché come lei ricorderà, sin dall'inizio di questo procedimento, questa difesa ha sempre lamentato, facendo in proposito anche un'eccezione di nullità, la inutilizzabilità di questi verbali perché, per così dire, omissati. Sì. Il verbale del 3 agosto è a nostra disposizione, sin dal deposito del fascicolo alla fine dell'indagine preliminare, solo nella forma omissata. Sì. Quindi noi non conosciamo il contenuto di questo verbale. Quindi, a mio avviso, questo verbale deve essere considerato inutilizzabile perché non raccolto secondo le norme del codice. Sul punto lei ricorderà la mia eccezione. Sì, ricordo anche la risposta del Tribunale. Esatto, perché parla proprio di inutilizzabilità al limite e non possono essere addotte esigenze di indagine o di riservatezza, che sono le motivazioni che anche la stessa Cassazione in casi simili ha in qualche modo utilizzato per giustificare questa violazione del contraddittorio, perché questi verbali risultano depositati nella forma integrale in un altro procedimento. Quindi non esistono ad oggi esigenze di riservatezza, di indagine che possono giustificare il fatto che a queste difese non è stata data la possibilità mai in questo processo di conoscere quanto dichiarato dalla signora Ruby, Maru Karima, in data 3 agosto 2010. Quindi per questo motivo io chiedo che il Tribunale, considerando inutilizzabili questi verbali, non consenta al Pubblico Ministero di effettuare contestazioni con riferimento a questi verbali. Va bene. Scusi Presidente, per comodità l'avevo già fatto al momento in cui avevo eccepito questa inutilizzabilità. Sì. Vi produco il verbale di cui noi siamo in possesso. Sì, ma il Tribunale lo... Non Ah. se l'avevate restituito dopo aver... Ah sì, certo. Sono parti omissate quelle che lei contesta, professore? Evidentemente no. Altro. Quindi la parte non omissata è contestabile e utilizzabile per le contestazioni. Sì. Tra l'altro poi faccio rilevare... Allora, siamo dunque, pagina 2 del verbale. Dopo la cena Berlusconi mi ha proposto di scendere presso il Bunga Bunga. È il verbale del 3 agosto 2010, ore 9:40, PM San Germano e Forno e San Germano. Dopo la cena Berlusconi mi ha proposto di scendere presso il Bunga Bunga, dicendomi che il termine l'ha preso in prestito dal suo amico Gheddafi e sta a disegnare una sorta di harem femminile che si esibisce al piano inferiore della villa. Segue la pagina seguente, dice: quella sera Berlusconi mi spiegò che il Bunga Bunga consisteva in un harem che aveva copiato al suo amico Gheddafi, nel quale le ragazze si spogliano e devono fargli provare piaceri corporei. È stata in quella circostanza che io ho opposto un netto rifiuto. Quindi
lei nega di essere sequestrata a questa attività. Allora, rispetto a questa discrepanza, a questa diversità fra quello che lei ha detto oggi, innanzitutto è vero che lei comunque non ha mai compiuto niente in quella circostanza, cioè balli erotici lei non ne ha fatti, nega che siano avvenuti, corretto? Sì. Bene, ma come mai ha dato queste due diverse versioni dei fatti? Perché prima raccontavo cavolate, le raccontavo a tutti, oggi mi dispiace di averle raccontate anche a 2 PM perché non sapevo ai tempi il ruolo di un PM, non per caso sono al giorno d'oggi chiamata per dire la verità su quello che è successo. Tutte le cose che ho raccontato per le diversi posti dove sono stata fermata, che sia caserma, che sia polizia o altro, ho sempre raccontato delle versioni diverse, semplicemente per uscire da determinate situazioni o con la speranza di raggiungere dell'altro, non consapevole di quello che dicevo poteva complicare qualche situazione senza rendermene conto. Oggi sono qua per dire la verità mia e l'ho raccontata per quello che è. Bene, il verbale comunque, vi faccio notare, prosegue nella stessa pagina e io per correttezza le faccio la domanda. Quella sera, dopo la cena, è sempre la pagina in cui stavo leggendo adesso, il primo verbale del 3 agosto, dopo la cena consumata con Berlusconi e tutte le ragazze, io presenti, il Presidente mi propose di dormire a casa sua, dicendomi che non mi avrebbe chiesto nulla in cambio. Dopo la cena ci siamo recati tutti in una sala del piano inferiore dove si è tenuto il bunga bunga. Io ero tranquilla in quanto sapevo che Lele Mora aveva garantito la mia estraneità a qualsiasi attenzione sessuale. Nel bunga bunga tutte le ragazze erano completamente nude. Allora, a seguire la sua versione dei fatti, prego signora. Scusi Presidente, Sì, avvocato, dica. Devo rinnovare l'opposizione perché dal verbale che ho io, questa frase che il Pubblico Ministero ha correttamente citato fino all'omissis continua. Quindi per noi sarebbe importante sapere cosa dice dopo nel bunga bunga tutte le ragazze erano completamente nude. No, io sono l'omissis, leggo omissis se vuole. No. Questa frase è detto. Sì, però continua. Non sappiamo come finisce la frase, quindi io credo che non sia consentito di effettuare contestazioni sulla base di frasi monche, perché qui il periodo non finisce. Ci possiamo fermare al punto, se lei ritiene, avvocato, aveva garantito la mia estraneità a qualsiasi attenzione sessuale. Se il Presidente dispone, naturalmente. Allora, il Tribunale ha già risposto, prendiamo atto della nuova opposizione, il Tribunale ha già risposto ritenendo utilizzabili ai fini delle contestazioni le parti non omissate. Il Tribunale è sempre disponibile ad acquisire gli atti per intero se le parti prestano il consenso. Questa era una richiesta che noi abbiamo fatto all'inizio del procedimento sin dall'udienza preliminare, tanto per... No, tutti i verbali per intero acquisiti dal Tribunale. Il Tribunale... Lo chiedemmo alla Procura 2 anni fa. Dovremmo prima Posso procedere? Allora, può procedere il Pubblico Ministero. Allora, le ho letto questa frase, signora Rubi, se la ricorda, no? Ecco, lei, seguendo il ragionamento che ha fatto oggi, dunque, in questo verbale nega sempre, e lo ha fatto sempre, di aver avuto rapporti sessuali con Silvio Berlusconi, che è vero, giusto? Cioè che è vero che lei l'ha detto, voglio dire, che corrisponde al suo pensiero, no? Alla realtà che lei manifesta al Tribunale, corretto? Sì. Perfetto. Però poi lei dice che inserisce delle cose non vere, per esempio mi pare di capire queste ragazze completamente nude. Vuole spiegare il perché a cose vere lei aggiungerebbe cose non vere? Qual è il procedimento per il quale lei avrebbe di fronte ai pubblici ministeri improvvisato una menzogna complessa, diciamo così, parte di vero e parte di falso, creando situazioni vere a metà o false a metà? A parte che... Per riprendere la sua fraseologia, ha detto in parte cazzate, come diceva lei, e in parte cose vere. Ci spiega?
Come ho detto, ai tempi raccontavo diverse cavolate. Cavolate, scusi, il suo termine è cavolate. Il Panzanate, mio è stato fandonie, molto più bugie. volgare, me ne scuso, prego. Bugie, fandonie, panzanate. E non so il perché ho raccontato determinate cose, so solamente che avevo di fronte due persone che non sapevo realmente il ruolo, non capivo qual era il ruolo, avevo delle domande, non sapevo neanche il perché erano iniziati determinati interrogatori e c'erano domande tutte che riguardavano la mia vita a livello da quando sono nata fino a quando sono arrivata in comunità. Mi scusi se la interrompo, però forse non sono stata chiara. Sì. E quindi vorrei centrare il punto. La domanda è, lei dice delle cose vere, non ho mai avuto rapporti sessuali con il Presidente, cose vere allora, e che oggi ci dice rispondere effettivamente al vero, davanti al Tribunale lei conferma questa cosa, e in quella circostanza, insieme a queste cose vere, dice delle cavolate. Allora vorrei cerchi di spiegarci. Non posso spiegarlo in poche parole. Va bene, era solo per capire che ci fossimo capite. Vada avanti. Ho capito. Vada avanti, spieghi. Non sapevo il ruolo delle due persone che avevo di fronte e a quell'età non sapevo il perché avevo quegli interrogatori, avevo delle domande che riguardavano la mia vita e c'erano domande che riguardavano la mia vita anche a livello sessuale, dei rapporti miei e tutto quanto, e nel mio raccontare delle cavolate cercavo di dipingere intorno a me questo posto che sì, c'erano ragazze che si spogliavano, ho raccontato anche di personaggi mai visti e tutto quanto, solo per far capire, cavolo, con tutte queste che c'erano e che facevano determinate cose, cioè io non l'ho fatto, era semplicemente per far capire che non ho mai fatto la prostituta, in quello che c'era l'insistenza di cercare di capire per la mia situazione a livello sessuale e tutto quanto. Va bene, il suo Poi pensiero è chiaro. ho detto, mi rendo conto di aver detto delle cavolate, sono oggi per dire la verità e mi dispiace anche l'averle raccontate. Va Mi scuso. Prego. Bene, però io l'ho seguita in questo ragionamento, ben inteso, però io le voglio far notare che in questo processo, e anche nell'altro, ma in questo processo, alcune ragazze hanno descritto mentre altre hanno negato, glielo dico prima, hanno descritto delle scene che sarebbero avvenute all'interno della saletta famosa come Bunga Bunga, insomma, del tutto simili a quelle che io le ho contestato, cioè dicono che c'erano ragazze che si spogliavano e per la verità aggiungono anche che arrivavano a dei contatti fisici con le persone di sesso maschile ivi presenti. Quindi c'è questa curiosa coincidenza, cioè lei nel luglio e nell'agosto del 2010 descrive fatti che poi 2 anni dopo vengono descritti da altri testimoni, una sorta di preveggenza. Ma le domando, lei ha negato di avere svolto atti sessuali, ha negato di essersi spogliata. Aspetti, Mi faccia terminare la domanda e le do la parola, avvocato Pantano. Ma qualcuno le aveva raccontato che avvenivano quelle scene e lei ha riportato dei racconti? Aspetti, non risponda. Prego. Per la verità, le scene, mi pare, però qua, e le scene a cui si rivolge il pubblico ministero, si riferisce il pubblico ministero, sarebbero delle scene che delle testimonianze non sarebbero le stesse a cui avrebbe partecipato. No, ma non ha detto questo il pubblico ministero, ha detto In 2 periodi diversi. Ha detto rispetto alla descrizione fornita da alcuni testi di alcune scene, la descrizione sarebbe simile a quella che l'attuale teste ha dato in riferimento ad altre scene. Per essere preciso su quello che io ho detto, mi riferivo al fatto che non c'era la signora Rubi a quelle scene. È quello che ho appena finito di dire, ho capito perfettamente il suo problema e magari lo precisiamo. Sì. Lo precisiamo alla testa in modo che sia ben chiaro che non ci si riferisce agli stessi eventi, tanto per intenderci, ma rispetto a eventi diversi, alcuni dei testi hanno dato una descrizione che in qualche modo richiama quella che lei aveva dato davanti ai pubblici ministeri quando era stata sentita, rispetto ad altre feste, altre scene, ok? Alcuni testi hanno detto delle cose che... Parlava della coincidenza del racconto. Ecco, il discorso, la domanda del pubblico ministero è
e adesso la può, visto chiarito la premessa, può ripetere la domanda? Sì, siccome c'è questa oggettiva coincidenza, anche se in riferimento, come le ha puntualmente fatto presente il Presidente, a serate diverse, cioè queste testimoni descrivono serate diverse da quelle a cui lei ha partecipato, però descrivono queste attività comunque di spogliarello, di avvicinamento, di contatto, che sono del tutto simili a quelle che lei ha reso ai pubblici ministeri nel luglio e nell'agosto del 2010, cioè 2 anni prima rispetto alle testimonianze poi intervenute. Allora io le domandavo, a meno che non sia un caso di preveggenza o pura coincidenza, lei aveva sentito dei racconti in tal senso nelle serate di Arcora? Da qualcuno? Da qualcuno? No, ma tutte le cavolate che avevo raccontato in passato hanno sempre avuto per sfortuna delle coincidenze, come il raccontare di Mubarak che c'era nel mio passaporto, il raccontare di essere Rubiei che era un agente del Mossad. Bene. Senta, lei ha detto, gli ho domandato prima se Nicole Minetti prima del 27 maggio sapeva della sua effettiva età. Lei ha detto che non lo sapeva, giusto? No, può rispondere? Sì. Ecco, io le vorrei ricordare che lei il 3 agosto 2010, alle ore 17:25, siamo a pagina 425 dell'affoliazione, ha detto a me, a questo pubblico ministero, il dottor Forno in quel momento non c'era. Nicole Minetti sapeva che io ero minorenne già da prima del 27 maggio 2010, ovvero era consapevole della mia età sin dal mio primo ingresso presso la villa di Berlusconi. Verbale ovviamente da lei sottoscritto, riletto da tutti. Le chiedo scusa, glielo perché faccio vedere. Perché è una foliazione diversa, certo. Perché quello credo sia il verbale del procedimento Rubi. 2, 1, 3 Rubi e 4. No, senta avvocato, se lei fa la polemica, il verbale è unico. No, e la foliazione? Quarto foglio, lo faccio vedere. Quarto foglio del verbale, l'ha citato il verbale. In che data? 3 agosto 2010. Che pagina del verbale? Quarta pagina del verbale. La penultima, così facciamo prima. La penultima. A metà. Allora, ha capito questa contestazione? Sì. Sì, credo di sì. Allora, si riferisce, lei oggi nel processo davanti ai giudici ha detto che la signora Nicole Minetti non sapeva, non ha mai saputo del fatto che lei era minorenne fino al momento in cui lei non è stata accompagnata in questura, ok? Sì. Allora, nel verbale che le è stato citato prima dal pubblico ministero, lei ha reso una dichiarazione diversa in cui diceva che la signora Minetti sapeva del fatto che lei era minorenne sin dal momento della sua partecipazione alla prima cena di Arcore, e quindi parliamo del 14 febbraio, prima del suo accompagnamento in questo momento. Allora, su questa... Scusi, solo per la verbalizzazione io rinnovo la mia opposizione. Avvocato, perché... è a verbale. Credo che correttamente, siccome abbiamo cambiato verbale, non è più quello del 3 agosto di mattina, è il 3 agosto alle 17:25, anche questo risulta... Va bene, è a verbale, faccia rispondere la teste. Prego. Primo non mi ricordo dell'interrogatorio da sola con il PM San Germano. Non se lo ricordo, vabbè, questo. Viene rimosso pubblico ministero, No, se ne faccia una ragione, no, solo il dottor Forno meglio capisce. No, li ho sempre visti. Era una battuta. Li ho sempre visti insieme. Ok, E allora. dopo di questo mi scuso con il PM San Germano di aver raccontato delle cavolate, ma la maggioranza delle cose che ho raccontato nei verbali, come ho già detto prima, sono delle cavolate. Insomma, signora, andiamo un po' al dunque, cioè, non è vero che la Minetti sta dicendo sapesse che lei era minorenne No, prima l'ho del saputo 27 la serata maggio. del 27. L'ha saputo la serata del 27. Ecco. Ma io le domando, lei dice sono cavolate, si esprime così, va bene, insomma, diciamo sono cose non vere, ma qualcuno
anzi vi faccio una domanda chiara, Mora e Fede sapevano che lei era interrogata in quel momento? Cioè sapevano che i pubblici ministeri la stavano interrogando? L'avevano saputo prima della sua convocazione? Emilio Fede E Mora, sì. Prima con Emilio Fede non avevo contatti, con Lele Mora neanche. L'unica persona che vedevo nel periodo in comunità Giuliante? era Luca Giuliante. Giuliante lo sapeva? E credo di averne parlato con Luca Giuliante. Ma lei A parte che noi pensavamo che i miei interrogatori erano dovuti ad un'altra situazione. Cioè? Pensavamo che era per Domenico Rizza, almeno così pensavo io. Che era il fidanzato di cui ho parlato. Sì, sì, il discorso del cuore, perché? Che problemi aveva Domenico Rizza? No, mi sembrava che si parlava di lui, dato che avevo raccontato delle cose su Domenico Rizza e pensavo che gli interrogatori riguardavano questo mio fidanzato. Scusi, però siccome ci deve aiutare perché noi non sappiamo cosa c'è in tutto quello che c'è, solo quello che è stato, come dire, accertato nel processo o acquisito sul consenso delle parti. Allora ci deve un attimo spiegare questo discorso di Domenico Rizza. Lei aveva raccontato le cose di Domenico Rizza, quali? Che è stato il mio fidanzato, che praticamente sono stata con lui per un po' di tempo, che da quello che avevo capito aveva un'agenzia in passato, ma questo l'ho saputo tramite conoscenze a Milano. Un'agenzia di prostituzione in passato, e pensavo che quegli interrogatori che avevo ricevuto erano per parlare di questa vicenda, ma questa cosa lei a chi l'aveva raccontata? Mi sembra di averla raccontata anche ai PM, poi non so da dove siamo iniziati. I PM, questa cosa, per venire a sentirla, dovevano necessariamente aver avuto questa notizia da qualcuno. Sì, anche perché ero finita dalla signora Giallongo e ho avuto un primo interrogatorio, colloquio verbale, non so, a Milano, e poi sono stata trasferita a Genova, poi a Genova ho iniziato ad avere questi incontri con... Ho capito. i due Quindi PM. diciamo che nel corso dei primi colloqui è venuta fuori questa questione di Domenico Rizza e quindi lei immaginava che le domande riguardassero questo, e questo l'abbiamo capito. Adesso però torniamo alla domanda iniziale del pubblico ministero. Lei ha detto non ho mai avuto contatti con Emilio Fede in quel periodo, con Mora sì, ho parlato di quello, delle domande, di quello che come dire, mi chiedevano i pubblici ministeri. Scusi, con Giuliante, scusi, mi perdoni, è un mio errore terribile, con Giuliante ho parlato. In quel momento mi sembrava anche che mi sentivo a volte con la signora Diana Mora, che doveva essere la persona che aveva chiesto il suo per il mio affidamento. affidamento. Ok. Ecco, e la signora, posso signor Presidente? Prego. E la signora Diana Mora l'ha mai accompagnata personalmente agli interrogatori con i pubblici ministeri o con il pubblico ministero? Silenzio. Sì, colloqui, alle sommarie informazioni testimoniali con i pubblici ministeri? L'ha mai accompagnata la signora Diana Ci sto Mora? pensando. No, scusi. Non riesco a ricordarmi tutto, Faccia con calma. tutto il tempo che vuole. Mi sembra che il primo colloquio avuto a Milano c'erano tutte e due, sia Luca Giuliante che la Diana Mora. Che l'hanno accompagnata? Sì. Ok. Che sarebbe il verbale di sommarie informazioni del 2 luglio 2010 alle 10:55 avvenuto in Piazzetta Umanitaria, che è un ufficio qua vicino. A Milano. A Milano, Sì. esattamente, dinanzi al dottor Forno, perché si avvaleva della presenza, del contributo della dottoressa Pasqualina Giallongo, se lo ricorda? Ecco, in quell'occasione l'accompagnò Diana Mora? Sì. Benissimo. Quindi lei ha parlato poi con la Mora, la signora Mora o Lele Mora del contenuto del verbale, magari in linea di massima delle domande che le erano state fatte? Quel giorno non mi sembra, anche In perché seguito? in seguito al massimo io mi sentivo con la Diana Mora per quello che mi serviva, perché a volte mi ha mandato anche dei vestiti
di quello che ci avevano nell'agenzia, che erano vestiti che usavano per dei photoshooting, e quando rimanevano me li mandava a me in comunità. Al massimo le chiedevo se mi serviva qualcosa, qualche Quindi libro si da leggere. sentiva per questi motivi. Sì. E nel corso di questi contatti è mai capitato che insomma, parlasse di quello che le stava succedendo, degli esami a cui era sottoposta da parte dei pubblici ministeri, delle domande che le facevano? No, credo che forse al massimo mi posso essere lamentata di qualche interrogatorio che era durato per delle ore, Ok. mentre avevo voglia di fare Quindi del dell'altro. contenuto non ha mai parlato con No, la signora Moro. non credo. E le domando in maniera esplicita, lei ha ricevuto mai sollecitazioni da parte di Mora o di altre persone, chiunque esse siano, Mora, Giuliante, Fede, a rendere dichiarazioni ai pubblici ministeri in un certo senso? Cioè qualcuno che gli ha suggerito cosa dire? No, No. Quindi quello che di non vero lei asserisce che c'è in questi verbali è frutto della sua personale elaborazione mentale. È così? Sì. Nessuno glielo ha suggerito. sì. Bene. Bene. Io anche al fine di mettere un po' d'ordine nelle mie carte mi fermerei, c'è il dottor Forno, e poi Sì. mi riserverei però di fare alcune domande se mi è consentito. Certo, finché non termina l'accusa non c'è problema.